Oggi si parla di mais e di acqua. Sì, si parla di mais che è una cultura importantissima per il Veneto, legata alla tradizione ma soprattutto legata alla produzione agroalimentare indispensabile per le aziende agricole, per cui va sicuramente collegata all'acqua e va collegata ai sistemi di innovazione e anche di irrigazione per limitare questo utilizzo. Ecco, il mais che è notizia recentissima, in Italia dovrà essere non OGM per la coltivazione. Sicuramente, e per fortuna dico io anche da produttore tra l'altro, perché riusciremo a produrre un prodotto di alta qualità differenziandolo dal resto del mondo europeo per la distintività nostra e per le eccellenze che abbiamo comunque nel territorio. Noi non vogliamo standardizzare il nostro prodotto, per cui ben venga il divieto della coltivazione dell'OGM. Quanto incide la coltura mais sull'economia agricola del Veneto? Incide moltissimo perché il mais viene utilizzato sia per la filiera del latte, per la filiera della carne bianca o rossa, per gli insaccati, per cui è l'elemento fondamentale per l'allevamento e per le produzioni agricole, ma anche per l'enogastronomia, perché da mais è uguale polenta, per cui sicuramente incide in maniera preponderante rispetto alle altre colture. Quindi bisogna solo capire come utilizzare al meglio la risorsa acqua, ma è impossibile fare a meno di questa importante coltura. Sì, basta fare squadra, diciamo, tra produttori e consorzi di bonifica perché mettano a disposizione sempre più la risorsa acqua con tecnologia e con impianti di alto livello, per cui con basso utilizzo di acqua. Un'ultima battuta, cosa sarebbe il Veneto senza mais? Un Veneto senza agricoltura.